Ćao ljudi, pozdrav, kako ste? Nadam se da ste dobro, spero che stiate bene. Nella scorsa lezione, Školski sistem u Srbiji 1, abbiamo visto come funzionano gli anni prescolastici, quindi prima di iniziare la scuola ufficiale. In questa lezione vediamo che cosa succede dopo la scuola materna e impariamo il lessico e un po' di grammatica in relazione appunto con le attività che comprendono la scuola, l'inizio della scuola. Quindi, come ho già detto anche la scorsa volta, il sistema di istruzione è diverso e quindi partiamo da qualcosa che si chiama osnovna škola. Osnovna škola. Šta je osnovna škola? Osnovna škola je scuola elementare. Scuola, osnovna elementare. Però c'è una grande differenza. Osnovna škola u Srbiji je obavezna škola. Quindi la scuola elementare in Serbia è la scuola d'obbligo, cioè con questo elementare si intende quello che è obbligatorio, per cui comprende anche la scuola media. Dunque, osnovna škola, scuola elementare più scuola media. Non possiamo tradurre la scuola elementare italiana solo quello come osnovna škola, quindi osnovna škola comprende anche la scuola media. Però mi imamo dva ciklusa. Osnovna škola u Srbiji ima dva ciklusa, due cicli. Osnovna škola traje 8 godina. La scuola elementare media dura 8 anni. Osnovna škola je obavezna, è obbligatoria. Dva ciklusa. Prvi ciklus, primo ciclo od prvog do četvrtog razreda. Drugi ciklus od petog do osmog razreda. Anche qui vediamo delle differenze. Quindi il primo ciclo, quello che corrisponde alla scuola elementare italiana, vera e propria, in realtà dura 4 anni in Serbia, dal primo al quarto anno. Razred e classe, annualità. Drugi ciklus traje od petog do osmog razreda. Il secondo ciclo dal quinto, quindi all'ottava annualità, quindi 4 più 4. Prvi, drugi, treći, četvrti razred, prvi ciklus. Peti, šesti, sedmi, osmi razred, drugi ciklus. Perché ho messo in verde od do? Queste due preposizioni da, a, richiedono il genitivo. Quindi vedete che abbiamo detto od prvog razreda do četvrtog razreda. Quindi non posso usare od prvi razred do drugi razred, ma il genitivo. Da a, dalle alle, dal al. Quindi ogni volta uso il genitivo dopo queste preposizioni. Ciclusi. Come sono i cicli? Naturalmente sono diversi. In realtà il primo ciclo corrisponde alla scuola elementare primaria italiana, il secondo ciclo corrisponde alla scuola media italiana. U prvom ciklusu imamo učitelja ili učiteljicu.
Nel primo ciclo abbiamo un maestro o una maestra. Dakle, tu su učitelj, učiteljica. Oni rade sve. Oni predaju sve predmete, tutte le materie. A parte, negli ultimi anni, engleski jezik, tu je posebna, specijalna učiteljica ili učitelj, quindi un insegnante per la lingua inglese, i za veronauku. Šta je veronauka? Vera, fede, nauka, scienza, quindi la scienza della fede, la religione, veronauka. Nel secondo ciclo invece abbiamo tu su nastavnik, nastavnica, insegnante, quindi maestro, maestra è solo per il primo ciclo. Poi nastavnik, nastavnica, coloro che insegnano nel secondo ciclo. Posebni predmeti, materie separate, novi predmeti, mnogo novih predmeta, molte materie nuove. Ali svaki razred ima razrednog starešinu. Šta je razredni starešina? To je tutor, il tutore. Quindi ogni classe nelle medie ha comunque un insegnante tutore che si occupa delle questioni inerenti alla gestione di quella classe. Quindi è diciamo una figura che è un po' a cavallo tra il maestro o la maestra delle elementari e proprio un insegnante un po', diciamo, un rapporto un po' più staccato. Quindi questi ragazzi nelle medie hanno comunque una figura di riferimento che si occupa proprio della loro classe. Razredni starešina. Ili mi kažemo samo razredni, ili samo razredna. Razredni, quindi tutore uomo, razredna, tutrice. Na kraju drugog ciklusa imaju učenici imaju malu maturu ili završni ispit. Quindi l'esame finale oppure la piccola maturità. Questa si fa quindi alla fine dell'intera scuola elementare. Vediamo un po' l'aggettivo školski, un po' di lessico e grammatica. Školski è un aggettivo, significa scolastico oppure di scuola, della scuola, è un aggettivo possessivo. Vedete che questo aggettivo finisce in i, školski, ski, ma sicuramente avete visto vari aggettivi di questo tipo. Vedete a destra engleski jezik, srpski jezik, italijanski jezik e così via. Quindi esistono tanti aggettivi che finiscono in ski. La loro particolarità è che la forma maschile singolare finirà sempre in ski e anche quella plurale, ski. Non quindi singolare consonante e plurale i, ma è uguale, školski, školski. Femminile, školska, singolare, školske, plurale. Neutro, školsko, singolare, školska, neutro, plurale. Na primer, u školi koristimo školski pribor. Ovo je moja školska drugarica. Školsko doba je najlepše. Školski pribor, maschile singolare. A scuola usiamo, šta je školski pribor? Ovo je školski pribor. Školski pribor. Pribor quindi sono gli strumenti, tutto ciò che usiamo in una situazione. U školi koristimo školski pribor,
sveska, digitron, olovka i tako dalje. A kada jedemo, koristimo pribor za jelo. Quindi pribor è ciò che usiamo, piccoli oggetti, strumenti che usiamo durante un'attività. I più famosi sono školski pribor e pribor za jelo. Quindi školski pribor, a scuola usiamo quindi gli attrezzi, il materiale scolastico. Ovo je moja školska, femminile, singolare, školska drugarica, la mia compagna di scuola, amica di scuola. Školsko doba je najlepše. Il tempo scolastico, quello della scuola, è il più bello. E qui fate attenzione, questo doba è una grande eccezione perché tutti i sostantivi neutri in serbo possono finire al singolare in o oppure e. Doba è l'unico sostantivo neutro che al singolare finisce in a, doba. Si usa moltissimo, per esempio godišnje doba, stagione dell'anno. Doba significa period, vreme, epoca, doba. Qui c'è un piccolo esercizio. Usa l'aggettivo školski per nominare ciò che vedi. Usa il lessico in PDF, quindi nella mail con questa lezione riceverete i link per scaricare un lessico, Mali školski rečnik. Posso in realtà metterlo anche qui nella descrizione del video. Usate, se conoscete tutte queste parole, tanto meglio, quindi bisogna usare školski, školska, školsko, eccetera, singolare o plurale, e trovare le parole giuste. Potete anche scrivere i vostri commenti, le vostre soluzioni nei commenti o mandarmele via mail. Vediamo appunto qualche altro uso di školski. Si usa moltissimo školski drug, školska drugarica, ma anche solo školski, školska. Naturalmente qui parliamo del linguaggio della lingua parlata. Kada kažemo ciao školska, ciao amica, si intende amica della scuola, oppure ovo je moj školski, gde si školski, kako si školska. Di solito si usa quando diciamo i tempi della scuola sono già molto dietro di noi e quindi se incontriamo per caso un vecchio amico, un compagno di scuola, lo chiamiamo ancora così. È un bel modo per appunto per relazionarsi con gli amici di scuola. Školski, školska. E esiste anche un bel proverbio che dice od kolev che pa do groba, najlepše je đačko doba. Anche questo non vi dico il significato, potete scriverlo nei commenti. Vedete un po' il lessico che vi manca e trovate un modo per tradurre questa frase. Un altro po' di grammatica in relazione con questo argomento, le preposizioni u e na. Sapete che queste preposizioni sono spesso un incubo perché a volte usiamo u, a volte na, senza una vera e propria regola. Kada kažemo idemo, andiamo a, ci vuole l'accusativo. E per quanto riguarda il contesto scolastico, kažemo idemo u školu, idemo u učionicu, l'aula, idemo u kabinet, è un'aula, in Serbia molte materie nella scuola media hanno proprio per ogni materia specifica un'aula specifica con l'attrezzatura giusta da laboratorio per la chimica, fisica, eccetera. Quindi questo è kabinet. Idemo u kabinet, idemo u biblioteku, idemo u salu, per esempio sala per l'educazione fisica, idemo u menzu, idemo u WC, idemo u dvorište, cortile. Ogni scuola ha un suo cortile. Quindi vediamo che škola, učionica, kabinet, biblioteca, sala, mensa, WC, dvorište, questi sono luoghi chiusi. Dvorište sì, è aperto, ma è comunque delimitato.
Ecco perché si usa la preposizione u, che vuole tutti i sostantivi tridimensionali, diciamo. Mentre na, idemo na čas, na primjer, idemo na prvi čas, ora, andiamo alla prima ora. Idemo na matematiku, andiamo alla lezione di matematica. Idemo na srpski, andiamo alla lezione del serbo. Possiamo dire così, quindi il nome della materia e dire idemo na più nome della materia. Idemo na odmor, questo è intervallo. Idemo na ekskurziju, gita. Idemo na raspust, vacanze. Quindi per tutte le attività che facciamo si usa la preposizione na. Qualche frase utile, soprattutto per i genitori, se ci sono, mettete mi piace se ascoltate. Kako je bilo u školi? Šta ste radili u školi? Oppure se parliamo tra amici o con una persona che va a scuola, kažemo u koju školu ideš? U koji razred ideš? Oppure semplicemente koji si razred? Che classe fai? Koji si razred? Kada deca idu u prvi razred, primo anno, oni su prvaci, quindi quelli della prima, prvak, un alunno della prima, prvak, prvaci, đaci, prvaci. C'è una canzoncina di benvenuto alla scuola elementare agli alunni della prima, đaci, prvaci, drugak, trećak e così via, quindi del secondo anno, terzo anno. Deca se vraćaju u školu 1. septembra. Deca se vraćaju u školske klupe 1. setembra. Quindi i bambini tornano a scuola il 1 settembre. Školske klupe, i banchi della scuola, molto spesso usato nel senso figurato proprio per la scuola. Quindi ogni 1 settembre nei quotidiani in Serbia sicuramente non si dice deca idu u školu, ma u školske klupe, deca se vraćaju u školske klupe. Školice, šta su školice? Hajde da igramo školice. Školice su ova igra, quindi la campana, almeno così ho sentito in Italia, školice. Škola possiamo anche usare nel senso figurato kada kažemo to mi je bila životna škola ili životna lekcija. Studentski dom je prava životna škola. Lo studentato, la vita nello studentato è una vera scuola di vita. Quindi quando impariamo una lezioncina, una regola o delle regole, kažemo životna škola o solo una životna lekcija. Di solito per un errore che poi non ripetiamo più. Bene, spero di non avervi annoiato molto con questo materiale dove ho messo un po' di cultura, di società nostra, lessico, grammatica. Potete ovviamente commentare, mettete mi piace se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al mio canale, quindi il campanello c'è, così ricevete anche le notifiche sui prossimi video che farò. E come sempre vi invito a seguire i link nella descrizione del video dove potete iscrivervi alla mia newsletter e ricevere tanto materiale utile via mail, quindi anche il lessico di questa lezione e anche tutta la presentazione che ho usato per il video. Ciao svima, vidimo se uskoro!